L'estate sta arrivando, o almeno così si spera, e la Tura se ne va. Parafrasando una storica hit estiva, la città prende atto dell'avvio della dismissione della Tura, ovvero il terrapieno che permette alle ditte che stanno effettuando il restauro del ponte di lavorare all'asciutto. Oggi sono arrivati in riva al Brenta i tecnici del Genio Civile per le ultime formalità di rito. Poi si potrà finalmente partire con i lavori di smantellamento della struttura. Oggi è un giorno particolare perché praticamente i lavori sono finiti per questa metà a sinistra del fiume. È un grande risultato che è stato molto sofferto, come è noto, ma è assolutamente convincente. Le operazioni si preannunciano spettacolari e parte dei massi presenti nel terrapieno verranno utilizzati proprio nell'alveo sotto il ponte. È un lavoro relativamente rapido, nel senso che parte del materiale verrà posizionato sul fondo dell'alveo, che in questo momento lo vediamo depresso di circa 2 metri, in maniera da ricostituire il piano stabile del fiume. E una parte verrà portata via. Fin qui tutto bene, ma ora cosa accadrà al cantiere del ponte? Il prossimo passaggio in fiume è pianificato per il prossimo Natale e vedremo l'altra metà dei lavori in alveo con la Tura spostata in destra stavolta. Lavorerà fuori acqua, sì, a livello del ponte, sui coperti e sugli elementi da sostituire del ponte, quello più visibile, sì, quello camminabile.